Presentiamo le formazioni in pista. Veneta Lab Hockey Breganze con numero 25 Nicola Isoscelli, numero 13 Antonio Tagliapietra, numero 16 capitano Andrea Scortegagna, 27 Giovanni Tagliapietra, numero 28 Sebastiano Belligio, numero 31 Ettore Barbieri, numero 64 Davide Grazian, numero 87 Tommaso Volpe, numero 88 Cristian Costenaro, numero 19 Giulio Battistin, allenatore il signor Gabriele Tiella. E adesso la squadra di casa di mister Nicola Retis Hockey Tiene. 18 Nicola Comin, 6 Pietro Luotti, 7 Marco Mandarini, 2 Paolo Stivanello, 9 Alberto Rigo, 13 Andrea Poli, 16 Filippo Ballardin, 17 Alessandro Conzato, capitano, 19 Damiano Dalprà, numero 10 Alberto Dalla Vecchia. Direttori di gara il signor Matteo Righetti di Sarzana ed Edoardo Pigatto di Montecchio Precalcino. Buon spettacolo! Gentili appassionati, ascoltatrici ed ascoltatori, il più cordiale buonasera da Modesto e ben ritrovati sulla pista Ceccato di Tiene per il derbissimo Tiene Breganze. Partita molto interessante questa sera propone qui la pista Ceccato di Tiene, due squadre che si conoscono molto bene, quindi sapranno su cosa puntare per accaparrarsi l'intera posta. Sono infatti divise appena da 2 punti in classifica e questo è sintomatico di come sia molto combattuto il girone e al tempo stesso quanto sia assembrata la classifica, perché sono almeno 4-5 squadre molto accorpate, divise da pochi punti, e quindi la posta sarà molto importante questa sera per la classifica finale. Ricordo che il primo del girone passerà direttamente in Serie A1. Vediamo le squadre già pronte in pista. Adesso vi elenco dapprima i giocatori del Veneta Lab Hockey Breganze. Allora, in porta abbiamo col numero 19 Giulio Battistin, il quintetto, sto parlando del quintetto di partenza. In porta, come abbiamo detto, 19 Giulio Battistin, col numero 88 Cristian Costenaro, con il numero 87 Tommaso Volpe, col numero 31 Ettore Barbieri e con il numero 27 Giovanni Tagliapietra. È già tutto pronto, il direttore di gara, il signor Matteo Righetti, ha già dato il via al match. Partenza del Breganze che si porta subito in attacco con Tagliapietra che va al tiro. In qualche modo Comin riesce a metterci un braccio e a fermare sul ribaltamento di fronte, invece il Tiene in avanti non va alla conclusione per pochissimo. La pallina rimane lì. Allora, tiro di Conzato dalla metà campo, il signor Righetti dà il OK per la rete. Il tiro era rimasto sotto le gambe di Battistin, che non si è visto, che poi gli è sfuggita un po' dietro. Arriva come un falco Ballardin e sigla in rete quando sono trascorsi appena 40 secondi dall'inizio della partita. Il Tiene è già in vantaggio, ha sbloccato il match con una partenza decisamente furiosa,
fulminante, ha sfruttato molto bene l'occasione il capitano del Thiene, è andato al tiro vedendo evidentemente, come abbiamo detto, il punto debole, forse il portiere non era ben posizionato, sta di fatto che ha scagliato un rasoterra micidiale e poi Ballardin ha ribadito in rete. Siamo appena neanche al primo minuto, quindi c'è tutta quanta la partita da disputare e come abbiamo detto abbiamo solo elencato il quintetto di partenza completamente nero con calzettoni rossi del Veneta Lab Hockey Breganze e non ancora il quintetto del Thiene che adesso vi passo a presentare. Allora in porta col numero 18 Nicola Comin, poi abbiamo con il numero 9 Alberto Rigo, con il numero 13 Andrea Poli, col numero 16 Filippo Ballardin e col numero 17 il capitano Alessandro Conzato. Ecco, questo è il quintetto di partenza. Ancora Ballardin si scaglia in avanti puntando l'avversario, poi ripiega. Abbiamo appena accennato al direttore di gara, il signor Matteo Righetti di Sarzana, coadiuvato al tavolo da Edoardo Pigato di Montecchio Precalcino. Questa è tutta l'esposizione di partenza per poter poi addentrarci nel commento di una partita che si è già dimostrata molto accesa e ne vedremo sicuramente delle belle. Adesso è il Breganze con Barbieri in avanti, palleggia dietro la porta, ripiega, appoggia all'indietro il corpulento giocatore costenaro del Breganze. Tiro molto preciso di Giovanni Tagliapietra, para Comin, altra bomba di Poli sul capovolgimento di fronte e para Battistin scagliando la sfera al di fuori della pista di gioco. Allora, come abbiamo accennato prima, le formazioni si conoscono molto bene, sanno dove puntare per eventualmente guadagnare qualche piccolo vantaggio. Vedremo se però la difesa, la veemenza, la determinazione della squadra avversaria lascerà ad una o dall'altra di andare in cerca di questi punti deboli, di trovarli questi punti deboli e di metterli in luce colpendo la squadra avversaria. Al momento è Volpe che fraseggia con Barbieri, dà poi a Costenaro che viene in avanti sulla fascia sinistra, poi si gira ma viene contrastato dalla difesa del Thiene che non la dà spazio. Allora Rigo lancia Poli passa Ballardin ancora a Poli che con un tiro secco colpisce il palo a portiere battuto, grossissima occasione, tutta in velocità dell'Hockey Thiene. Poli Ballardin Poli, questa volta non è andata a buon fine per un non nulla, palo, siamo solo al terzo minuto di gioco. Due falli di squadra intanto addebitati al Hockey Breganze, ma come abbiamo detto partita al momento che deve ancora trovare la trama giusta. Siamo solo agli sketch di partenza. Vediamo adesso Giovanni Tagliapietra, mantiene il possesso, scarica sull'angolino per Volpe che alla fine non riesce a superare Poli ma gli dà una mano. Barbieri porta in avanti il Breganze e l'arbitro ravvede un attacco irregolare di Ballardin verso Tagliapietra che lo butta a terra. Vediamo un attimo, intanto è Volpe sul dischetto di partenza, sì, c'è un aggancio fra pattini proprio in area, nell'angolino alto dell'area e quindi tiro di rigore per il Breganze. Tira Volpe, para Comin, ribattuta, alza Volpe e sbaglia
Grossissima occasione per il Breganze al quarto minuto di gioco, un rigore ribattuto in prima fase da Comin e poi chiude ancora la porta in faccia a Volpe, che con destrezza aveva alzato la pallina facendo poi una schiacciata. Comin riesce in qualche modo a chiudere lo specchio della porta e non far passare la sfera. Palla adesso attiene con Rigo, va al tiro però chiuso da due avversari. Palla rimbalza, viene tenuta da Costenaro, Costenaro serve Volpe. Si vede l'intesa molto ad occhi chiusi, si potrebbe dire, fra i giocatori del del Breganze, scusate, si conoscono a meraviglia, sono anni che giocano assieme, quindi hanno un'intesa fenomenale. Basta un non nulla, uno sguardo, alla fine però è il Tiene che con Ballardin riesce a guadagnare palla, viene in avanti, lascia dietro porta a Poli. Vediamo, passaggio per Conzato che sbuca da in mezzo al gruppetto, va al tiro, in qualche modo para Battistini, non riesce il contrattacco di Costenaro che ci mette anche il corpo, però nulla da fare. Adesso è Rigo, non si riesce il Tiene ad andare a conclusione e quindi deve ripartire però con difesa piazzata del Breganze. Poli si gira in area, viene alla fine fermato. Allora Ballardin, scusate, Ballardin che armeggia al centro della pista. Rigo va al tiro, deviazione, palla sul fondo, palla in attacco all'Hockey Tiene. Intanto esce Rigo ed entra Luotti con il numero 6 Pietro Luotti, primo cambio della partita, ed è fra le fila del Tiene. Vedrete col numero 6 Luotti, adesso sbaglia l'aggancio sulla prima pallina, ma vediamo il Breganze con Battistini che va a tirare, alla fine devia Ballardin, libera comunque il capitano del Tiene. La pallina si era un attimino bloccata davanti a Comin, poteva rappresentare un pericolo, meglio liberare tutto e andare dall'altra parte. Così ha fatto, e infatti Poli che mantiene la palla, non si intende con Ballardin, alla fine è il Breganze che recupera la pallina. Fraseggio Barbieri Tagliapietra, ancora Barbieri dietro la porta, viene in avanti, all'indietro per Tagliapietra che è molto pericoloso dietro la porta, ancora Tagliapietra da Barbieri che non trattiene, recupera il Tiene e lancia Luotti che viene su, ancora Luotti tiene la pallina per Poli dietro la porta, si replica però in attacco quello che ha fatto il Breganze. Vediamo come si risolverà l'azione. Allora Conzato che viene in avanti, va al tiro molto teso, però un po' troppo alto rispetto alla porta difesa da Battistini. Siamo ottavo minuto di gioco del primo tempo, risultato fissato sull'1-0 per l'Hockey Tiene in virtù della rete segnata da Ballardin nei primi 40 secondi dell'incontro. Ancora il Breganze viene in avanti, Costenaro ci mette il corpo, Ballardin tenta di fermarlo, non commette fallo. Ancora Costenaro tiene la pallina, va al tiro, recupera Poli viene fermato da Volpe che gli ruba pallina proprio. Allora il numero 88 cerca di liberarsi per andare al tiro,
ha un forte colpo e quindi molto pericoloso. Alla fine è Tagliapietra che insacca all'8° minuto di gioco, porta in parità il Veneta Lab Breganze con un tiro di poco fuori dall'area, un po' in diagonale, mira e questa volta non riesce, Comin troppo veloce la sfera, non riesce a metterci il guantone e quindi pareggio del Breganze, tiro meraviglioso di Tagliapietra, si era liberato, fa partire il tiro vicino agli parastinchi del difensore del Tiene, il Comin quando lo vede ormai è già dentro la porta. In questo momento è il Tiene, viene in avanti, vediamo se riesce a effettivamente, dopo le prime baldanzose azioni dell'inizio, diciamo, adesso si è un po' spenta l'azione del Tiene, forse più ragionata. Evidentemente il mister ha chiamato all'ordine i propri giocatori e adesso sfrutta il time out chiamato da mister Tiella del Breganze. Tanto c'è qualche cambio, esce un Tagliapietra ed entra il secondo Tagliapietra, questa volta Antonio, che sono tra l'altro molto simili, meno male che abbiamo visto il numero ed anche fra le fila del Tiene, e col 19 adesso vedrete il Dalprà. Serata molto calda, il pubblico assiepato negli spalti, anche dalla parte degli ospiti breganzesi è venuto un discreto manipolo di ospiti spettatori che contribuisce a un buon tifo sia da una parte che dall'altra. Muove palla ancora il Breganze e Antonio Tagliapietra dietro la porta, stesso fare del fratello, tiene palla e la blocca Conzato, e adesso è il Tiene in avanti con Poli arriva al tiro, poi scivola al momento di replicare la battuta che era stata fermata da Battistini, recupera palla però tenta di servire Conzato con un passaggio pregevole, non ce la fa, ancora il Tiene in avanti, è Volpe che alza la pallina, tocca per distrarre il portiere Comin, che però non si muove dal vicino al palo, chiude lo specchio della porta e quindi grossa occasione per il Breganze, sventata però dal portiere Comin, rilancia Conzato, contrastato da Tagliapietra che lo butta a terra. Terzo fallo di squadra del Breganze. Sulla girata Conzato serve velocissimamente Luotti che va al tiro ancora con Poli, pericolosissimo il Tiene. Da prima tiro di Luotti che centra l'asta, Battistini non si era neanche mosso, e poi Poli che in qualche modo riesce a sventare il portiere del Breganze, una doppia occasione che però non va a buon fine e quindi risultato fermo sull'1-1.
Palla in attacco del Breganze, tagliapietra, Barbieri, tagliapietra, dietro la porta, viene in avanti. L'arbitro assegna rigore, ma non è più. Sulla ribattuta non dovrebbe più essere fallo, sta di fatto che il signor Righetti dà il rigore, anzi dà l'ammonimento addirittura al numero 17 del Tiene, Conzato, autore del tiro. Protesta anche il mister, visibilmente contrariato il signor Righetti, ha estratto addirittura il cartellino blu che poi ha rimesso sulla battuta. Costenaro, Cristian. Va il tiro, Comin devia. Tiro di Costenaro, non è velocissimo. Comin riesce a venire in avanti, posizionarsi e a buttare fuori addirittura con lo scarpone, e quindi secondo penalty ribattuto dal portiere del Tiene, che ha chiuso veramente tutto, soprattutto su questi due tiri, di cui questo secondo effettivamente non ne abbiamo capito come mai. Ripartenza feroce del Tiene, Luotti, alla fine rientra Costenaro, riesce a rubargli palla e lui la ruba a tagliapietra, rilancia l'azione per Conzato. Avevamo detto che non c'è tanto da perdere tempo su questa partita e non lo stanno perdendo. Si accende in men che non si dica, altra conclusione di Conzato, ribattuta, va fuori, ripiglia palla il Breganze con tagliapietra, si ferma da Costenaro per Barbieri, che però alla fine nel contrasto butta la pallina fuori, palla in difesa al Tiene. Tanto rientra Rigo, esce Poli, altro cambio fra le fila del Tiene. Breganze ha fatto un solo cambio per il momento e adesso vediamo Rigo, Luotti dà a Dalprà apre il gioco, rientra un pochino nella propria metà campo il Tiene e Dalprà non riesce a liberarsi. In questo momento va a conclusione, para Battistin e libera l'area buttando fuori la sfera. È buona l'esecuzione del portiere del Breganze, che ben piazzato riesce a fermare la forte conclusione del numero 19 del Tiene. Allora ancora il Breganze, non si capiscono Volpe e Barbieri, ne approfitta Rigo, recupera palla, scaglia Luotti porta su nella zona pista del Breganze, si piazza a 4 il Tiene, adesso è Dalprà, vediamo, dà al nuovo entrato Mandarini, altro cambio fra le fila del Tiene, è entrato anche Mandarini, la palla di Luotti, serve Mandarini davanti all'altezza del rigore, il tiro bellissimo che però viene fermato da Battistin, ribaltamento di fronte, Antonio Tagliapietra che va alla conclusione, ancora Mandarini, bomba, si immola per così dire. Il giocatore numero 88 del Breganze blocca il tiro, forse aveva visto il portiere non ben posizionato, sta di fatto che è riuscito con il corpo a bloccare la conclusione di Mandarini. Ancora Dalprà, questa volta fermato da Costenaro che si lancia come una furia in avanti, tocca per Volpe, parata, doppia parata di Comin sul tiro di Volpe, sulla ribattuta ferma anche la conclusione di Barbieri. Feroce questa partita, senz'altro
capace di infiammarsi in un attimo con continui capovolgimenti di fronte. Le due squadre, ad onor del vero, si affrontano sportivamente a testa alta e cercano di sfruttare tutto quello che è possibile per mettere in difficoltà e andare a rete. Altro cambio, entra adesso Ballardin, fa ruotare la panchina, mister di casa Retis evidentemente pensa di trovare giovamento soprattutto nella seconda frazione di gioco. Intanto siamo al 14° minuto del primo tempo, risultato 1-1 in virtù delle reti segnate nel primo minuto da Ballardin del Tiene e poi all'8° minuto da Giovanni Tagliapietra del Breganze. Adesso è Mandarini che viene in avanti come una furia, viene fermato da Costenaro si lancia in avanti, tenta di entrare, va addosso al portiere, è un po' troppo volitiva l'azione, è impossibile che si possa passare in quel piccolo squarcio di spazio, anche perché la stazza del giocatore è notevole, quindi ha bisogno di una fascia molto più larga di un giocatore normale, diciamo, per così dire. Ballardin libera verso Rigo si accentra, tocca ancora per Ballardin supera il giocatore, è Luotti che prende palla, va al tiro, esce di poco al lato. Ottima la conclusione del numero 6 del Tiene, però non inquadra lo specchio della porta. Ferma Rigo l'azione in contropiede, per così dire, del Breganze, rilancia quella del Tiene. Ritorna la palla proprio al numero 9 del Tiene, passa Mandarini, smorzato il tiro, ritorna ancora in possesso del giocatore giallo-blu. Vediamo adesso come si svilupperà, ancora Rigo per Mandarini, non trattiene, ripartenza immediata di Volpe che con una trottola dà a Antonio Tagliapietra, va al tiro, para Comin e ne ha bloccati più di qualcuno. Cambio fra le fila anche del Tiene, rientra Giovanni Tagliapietra. E quindi adesso in campo ci sono i due Tagliapietra, Volpe e Costenaro. Mandarini adesso in attacco, Mandarini va al tiro passaggio, Battistin riesce allungandosi a liberare l'area. Adesso è Giovanni Tagliapietra, spara indietro per Costenaro alza per Antonio Tagliapietra, se non vado errato, riparte il Tiene, Luotti che prende velocità girando dietro la porta, scarica su Rigo non trova lo spazio, se lo cerca, ma si chiude molto bene la difesa del Breganze. Non riesce Rigo, va al tiro da sotto gamba, para Battistin, scarica allora all'indietro, ma probabilmente esatto, non c'è il tempo per rilanciare l'azione, quindi palla in attacco del Breganze, i due Tagliapietra, Antonio da Giovanni, questa volta non riesce a tirare al volo, allora è Rigo per Luotti incespica un attimino, mantiene il possesso della palla, ancora Rigo, alto sopra la traversa, disdetta dell'Hockey Tiene che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Si è accesa nuovamente l'incontro quando mancano poco più di 7 minuti al termine del primo tempo. Time out chiamato da Mr. Retis.
Allora, per ricapitolare, in porta sempre il 19 Giulio Battistin per il Veneta Lab Hockey Breganze. Poi abbiamo i due fratelli Tagliapietra, numero 13 e numero 27, Antonio e Giovanni. Poi con l'87 abbiamo Volpe, con l'88 Costenaro. Questo è attualmente il quintetto in pista del Breganze. Il tiene a Comin in porta con il numero 18. Poi abbiamo il numero 9 Rigo, numero 13 Poli, numero 16 Ballardin e numero che non vediamo, ma numero 7 Mandarini. Ecco, questi i due quintetti che si apprestano a finire questi 7 minuti di gioco del primo tempo. Palla tiene in difesa, è Rigo che muove sfera per Mandarini. Mandarini, Ballardin, viene in avanti Rigo, non riesce ad appoggiare la pallina, la difesa del Breganze chiude gli spazi, va a uomo, non lascia la possibilità del passaggio, deve fare movimento il tiene. Deve tornare indietro, fare aprire la difesa del Breganze. Ballardin, tocco pregevole per Mandarini, ma si chiude la difesa, ripiglia palla Antonio Tagliapietra, dà al fratello, che viene in avanti, si porta in area, tiro, palo, ripartenza Rigo Mandarini, Rigo, Poli, Rigo, tiro di Rigo, va addosso al portiere. Azione pericolosa ma non riesce, e invece Ballardin e Mandarini riescono a sventare i due Tagliapietra che erano ripartiti in attacco. Ballardin, tocco pregevole di Ballardin, Battistin riesce a bloccare, a sventare la conclusione che si stava indirizzando verso il secondo palo. Pregevole tocco dopo un palleggio. Non va a buon fine, capisce Battistin, e nulla di fatto. Ripartenza affidata a Volpe in questo momento, che dà a Giovanni Tagliapietra, si dimentica la pallina, deve darla a Costenaro, che va dietro la porta, va dietro la porta, passa, no, viene fermato il tiro da Mandarini che gli ruba palla e dà la possibilità al Tiene di contrattaccare al 19esimo del primo tempo. E Poli va al tiro, tiro alto, riparte Giovanni Tagliapietra, riparte, viene fermato da Ballardini in primo tempo, poi sullo scontro sulla balaustra incoccia addosso ai pattini di Poli, coccia contro i pattini di Poli, e viene fiscato il primo fallo di squadra al Tiene, 3 per il Breganze. Ancora scontro Tagliapietra Poli. Questa volta commette fallo Tagliapietra, Giovanni Tagliapietra, riparte il Tiene subito in velocità, Poli viene fermato da Costenaro, combatte con Costenaro che lo chiude sulla balaustra, protesta verso il signor Righetti che però mantiene un certo aplomb e mantiene il fallo per il Breganze, quindi sfrutterà la pallina in attacco che Tiene. Intanto vediamo che è rientrato il capitano, il numero 17 del Tiene, Alessandro Conzato, mentre sì, anche per il Breganze è rientrato il numero 31 Barbieri.
time out chiamato da Mister Tiella. Abbiamo detto palla in attacco su fallo del Breganze, palla in attacco per il Tiene. 20° del primo tempo, risultato 1-1 e Poli che muove palla, Gonzato, ancora Poli, non aggancia il capitano gialloblu, quindi palla in attacco al Breganze. Muove subito Volpe per Barbieri. Non c'è tempo da perdere in questo incontro. Non vogliono rifiatare né una squadra né l'altra. Adesso Costenaro riesce a mantenere la possesso palla nonostante l'attacco di Poli gliela stava quasi sottraendo. Barbieri è in avanti il Breganze, Giovanni Tagliapietra. Volpe dalle retrovie, viene su, Volpe non trova lo spazio, appoggia su Barbieri, Barbieri va al tiro, rete esterna, ancora altro tiro, un po' velenosi però non sortiscono effetto queste conclusioni del forte giocatore del Breganze. Allora Ballardin attaccato da Costenaro, commette fallo però Ballardin. Palla al Breganze. 3 minuti e 20 al termine del primo tempo. Siamo a uomo adesso, si sono allungate al massimo le due formazioni, 2 in avanti e 2 in attacco. E Costenaro che mantiene la palla, la recupera Barbieri, Volpe in ribattuta, riparte dopo una fase di confusionaria il Tiene, tiro di Rigo. Battuto Battistin, asta clamorosa, a portiere battuto, non sblocca ancora il risultato, una bomba di Rigo, ancora in avanti il Breganze, gli ruba palla Poli in avanti, va a concludere, nulla da fare, Costenaro fa una ottima difesa di posizione. Allora deve ripartire il Tiene, palla affidata a Ballardin, Rigo che viene in avanti, passaggio, libera la difesa del Tiene, alza la palla Volpe, conclusione centrale, Paracomin, ripartenza del Tiene, ancora Rigo, e questa volta in sacca, una esecuzione perfetta da parte del numero 9 giallo-blu, alza la pallina, arriva davanti a Battistin, lo sposta 1-2 volte, poi lo insacca il tiro a fil di palo. Dopo il tiro, pregevole esecuzione di Volpe che è andato al tiro, abbiamo detto, ha alzato la pallina, ma il tiro centrale è stato fermato da Comin nel ribaltamento di fronte. Il Tiene questa volta ha la propria soddisfazione con Rigo che è riuscito a imbalsamare, per così dire, il portiere Battistin. Non me ne vogliano i tifosi del Breganze, però l'esecuzione perfetta è riuscito a portare a 2 le reti dei gialloblu del Tiene. Siamo al praticamente 23° minuto di gioco.
e mancano 2:01, possiamo dire 23esimo minuto di gioco, segna Rigo e porta a 2 le reti del Tiene. Vediamo ultimi 2 minuti, vediamo il Breganze, sicuramente sarà incendiario, questi 2 minuti saranno al fulmicotone. Vediamo infatti il possesso del Breganze, fermato sulla linea mediana della pista, recupera Conzato, tenta il passaggio, deviazione, palla alta. Ancora il Tiene in avanti con Poli. Poli tiene il possesso, 1 minuto e 30, vediamo, non potrà tenerlo per sempre. Conzato in bocca, Ballardin! Ballardin! Pregevolissimo l'assist, non si fa ingolosire, va l'assist su Poli, l'amico Poli piazzato alla destra del portiere, non si fa pregare e butta dentro, terza rete quando siamo, come abbiamo detto, al 23esimo minuto e 40 secondi, ed è Poli, ancora Poli davanti alla porta, pallonetto pregevole, non riesce a superare Battistini, si scaglia in avanti Barbieri, ripartenza del Tiene con Poli, Ballardin. Impressionante la velocità dei due giocatori che stanno mettendo in questo capovolgimento di fronte. Altra conclusione di Conzato, non viene fermato dalla difesa del Breganze, adesso è Volpe però viene troppo avanti col corpo, si scorda la pallina fuori, è ancora Conzato che viene in avanti, non riesce l'ultimo tocco, 30 secondi al termine del primo tempo, fase convulsa, entrambe le formazioni stanno andando a conclusione, per il momento la fortuna ha arriso il Tiene, che è riuscito a marcare 2 volte, altro tiro di Poli, nulla da fare, ancora Barbieri dall'indietro Giovanni Tagliapietra voleva appoggiare la pallina all'indietro per Barbieri, rientra come una furia Ballardini, gli scaglia la pallina fuori dalla pista. Ancora il Breganze, tentativo dell'ultimo, si chiude questo meraviglioso primo tempo giocato a faccia dalle entrambe le formazioni. Per il momento chiude in vantaggio il Tiene per 3-1, ma una partita bellissima dai continui capovolgimenti di fronte e delle infiammate paurose che mettono entrambe le formazioni. A risentirci fra 10 minuti circa.
Ben ritrovati gentili ascoltatrici e ascoltatori, siamo pronti per ricominciare. C'è ancora tutto 25 minuti del secondo tempo di questa bellissima partita fra Hockey Thiene e Veneta Lab Hockey Breganze. Le due squadre sono scesi in campo, anche il direttore di gara, il signor Matteo Righetti. È tutto pronto, vi elenco i quintetti di partenza a partire dal Veneta Lab Hockey Breganze, che ha in porta il numero 19 Giulio Battistin, poi col 31 Barbieri, col 27 Giovanni Tagliapietra, con l'87 Giuseppe Volpe, Tommaso Volpe, e col numero 88 Cristian Costenaro. Tiene già in avanti, tiro di Poli, e Tiene sceso in pista con Comin in porta. Poi abbiamo Filippo Ballardin, Andrea Poli col numero 13, Pietro Luotti col numero 6 e col numero 17 Alessandro Conzato. Questi le due formazioni in pista in questo momento. Vediamo Poli a centro pista, vediamo come si è visto nel primo tempo, un bellissimo primo tempo giocato a faccia, come diciamo, fra giocatori che non si sono risparmiati. È riuscito forse un pochino a capitalizzare gli ultimi minuti il Thiene, avendo anche forse sfruttato un pochino di più la panchina, fatto girare molto la squadra Mister Retis, e quindi i giocatori presi un pochino in debito di ossigeno. Sta di fatto che Thiene ha siglato gli ultimi, dal 23esimo al 23esimo e 40 secondi, in pochi secondi ha siglato due reti importantissime, portandosi sul 3-1. C'è ancora tutto il secondo tempo da giocare e adesso vediamo di commentare per voi le fasi di questo secondo tempo, che vede al momento in attacco i rossoneri del Breganze. Il signor Righetti dà la palla al Thiene. E Ballardin che viene in avanti, alza la pallina un po' troppo alta. Ripartenza fulminea del Breganze. Barbieri, Giovanni Tagliapietra. Deve scaricare all'indietro per Costenaro, ripartire un po' dalle retrovie il Breganze, perché non è riuscito in tempo utile a portare la ripartenza veemente. Ancora Giovanni Tagliapietra, Barbieri, pericoloso il giocatore, si gira, però fa ottima guardia Filippo Ballardin, bloccando il tiro e recuperando la pallina, che adesso gli sfugge. La recupera, dà all'indietro per Luotti allarga per Poli va al tiro, ribatte il pattino di Costenaro, ancora Poli che va di nuovo al tiro, la pallina rimane sotto il corpo del portiere e quindi ripartenza a 2. Alla meglio Costenaro, tocca per Barbieri che dà a Giovanni Tagliapietra, altro tiro, questa volta piazzato, Comin non si muove, riparte Thiene, Ballardin non supera Costenaro, riesce a mantenere il possesso della palla, però l'arbitro Righetti la dà a il Breganze, che va a conclusione. Tommaso Volpe recupera la palla, alza, va a tiro, ancora Comin para, e allora è Poli che si gira, la conclusione raso terra in giravolta, sfiora il palo di Battistin, esce di pochissimo, però non
non si incunea nella porta e quindi è risultato fermo sul 3-1 per i gialloblu del Tiene. Ancora Giovanni Tagliapietra tentava di servire Barbieri, chiude Conzato, rilancia su Ballardin va al tiro, deviazione, recupera palla, no, la recupera Volpe in 2 contro 1, Barbieri, Volpe, tiro di Volpe, va sotto le gambe di Comin, la pallina rimane ferma lì, il signor Righetti è bene appostato, dice che non è andata oltre la riga, quindi nulla da fare. Riparte Tiene, fortunata questa decisione di Righetti, che però a quel che avevamo visto era ben piazzato. La pallina si ferma proprio sulla linea, non consentendo la rete al Breganze. Costenaro alza la pallina, va al tiro, fuori di poco. La palla Luotti, la serve a Ballardin, ancora Luotti scende sulla destra, non trova lo spazio per appoggiare il passaggio, deve ripartire da metà campo il Tiene, sempre con Ballardin, vediamo, si porta dietro la porta, scaglia su Conzato sulla finta, serve Poli, la pallina gli resta sul pattino, quindi non se ne appropria, non riesce il tiro e riparte il Tiene in velocità. Conzato, serve Poli, pallina, vediamo, da a Ballardin, tentava di superare, adesso c'è Barbieri che tocca malamente e serve Conzato, va al tiro, chiude Costenaro, cade Conzato, riparte il Breganze con Volpe, viene fermato dal forse un tocco involontario del portiere, che era uscito per chiudere lo spazio all'attaccante del Breganze. Fase molto convulsa sia da una parte che dall'altra, alla fine non ci sono conclusioni di un certo rilievo e infatti il risultato non si muove, anzi si stanno un pochino innervosendo. Adesso ottimo, dai e ripassami la pallina fra Ballardin e Luotti, il tiro finale di Ballardin sfiora l'asta ma va sopra, quindi nulla di fatto. Vediamo intanto che l'arbitro chiama per ripulire la pista, evidentemente il portiere si è lamentato, troppo scivolosa. Intanto vediamo che con il numero 64 entra Davide Grazian fra le fila del Breganze. Costenaro dà a Davide Grazian, infatti, che serve Barbieri, scontro con Poli che alla fine assieme a Conzato riesce a recuperare palla, Conzato non trova l'appoggio, dà all'indietro per Rigo, va al tiro, para Battistin, ripartenza di Barbieri ma è da solo contro 2, quindi deve un attimo attendere il arrivo di qualche compagno che è Christian, ancora tiro per passaggio per Barbieri, tiro al volo,
è di una certa pericolosità. Per fortuna Comin era molto ben piazzato. Ancora il tiene Rigo con Ballardin viene in avanti, punta Costenaro, poi piega sul Conzato, Poli lascia a Ballardin che serve Conzato che va al tiro, distinto. Battistin si alza il guantone, distinto veramente, riesce a sventare la conclusione fortissima. Adesso è Barbieri che deve servire all'indietro Giovanni Tagliapietra, e ne è entrato Davide Grazian, lascia a Cristian Costenaro e ancora il Breganze in avanti, sventa Comin una pallina che andava forse fuori dello specchio della porta. Allora Poli serve Conzato si gira, ancora tenta di servire Poli, gli ritorna magicamente la pallina rinviata dalla difesa del Breganze. Allora è Ballardin che tenta di liberarsi, non ce la fa. Continui passaggi fra i giocatori del Tiene, hanno ancora una 25ina di secondi per andare a conclusione. Non si vede Rigo del passaggio alle spalle che gli ha fatto Poli. Riparte il Breganze con Grazian. Grazian appoggia Giovanni Tagliapietra che viene in avanti, va al tiro però troppo alto. Esce addirittura dalla pista. Esce anche Giovanni Tagliapietra ed entra il fratello Antonio Tagliapietra, mentre per il Tiene entra Dalprà con il numero 19. Palla al Breganze, Costenaro, Grazian riesce a mantenere il possesso della palla, dà ad Antonio Tagliapietra, ancora Grazian torna sui suoi passi, serve Costenaro, questa volta è Rigo che non riesce a tirare in maniera precisa. In precedenza nel contropiede Dalprà è stato scagliato a terra da Costenaro, il signor Righetti non si è avveduto. Barbieri imbeccato da Costenaro davanti a Comin, alza la palla ma non riesce nell'ultima tocco di conclusione, quindi grossa occasione non sfruttata. Time out chiamato da Mr. Retis. Non entriamo nel commento di alcuni episodi perché c'è un direttore di gara in campo, quindi se la deve vedere lui. Time out adesso finito, non ci sono cambi né fra le fila dei giallo-blu né fra le fila dei rossoneri.
palla al Tiene perché c'è stato il sesto fallo di squadra del Breganze. Siamo al 10° minuto del secondo tempo, risultato fermo sul 3-1 di fine primo tempo in favore della squadra di casa. Gonzato dal Pra Rigo, Poli adesso viene in avanti, si libera del proprio giocatore, tocco pregevole, non supera però Battistin. È Barbieri che lancia il contrattacco, però ripiega su Grazian che non ha fatto una cattiva entrata in questo difficile match, è andato addirittura a conclusione, un tiro molto debole, ferma Comin. Ancora però palla al Breganze con Costenaro un po' disordinatamente riesce a portare la conclusione verso la porta di Comin. Allora ripartenza del Tiene, all'indietro la difesa ben piazzata del Venetal Lab Breganze non si muove. Dal Pra, tocco in ultima di Rigo, deve ripartire, ha la possibilità di ripartire il Breganze. Barbieri, Costenaro, ancora Barbieri, non si fa ingannare dal Pla, blocca, adesso è Poli, tiro palo, tiro ben indirizzato verso la porta, però scalfisce il palo di sinistro di Battistin, sfuma quindi la possibilità di muovere il risultato. Era buona l'occasione, adesso chiude molto bene Dal Pra sul tiro dalla metà campo di Cristian Costenaro, rilancia l'azione, va a concludere un rasoterra micidiale, para Battistin, ripartenza ancora al Tiene, alla fine arriva la pallina a Costenaro che imbecca Barbieri. Il passaggio a Grazian non va a buon fine, deve ricominciare il Breganze. Allora è Poli che recupera palla, ferma ancora Gonzato da solo davanti alla porta, si ferma, viene buttato a terra, non interviene Righetti se non per il fatto che c'è un giocatore che è caduto al suolo. Righetti chiama il servizio medico, era disteso a terra Barbieri e quindi entra la Croce Rossa, vediamo, non sembra grave, forse crampi, sta di fatto che un po' indispettito il signor arbitro ha chiamato e infatti stanno un attimo non mi sembra grave il danno a Ettore, il numero 31 del Breganze. Sta di fatto che si stava lamentando, quindi il direttore di gara ha fatto entrare il servizio di ambulanza.
esce in questo momento ed entra il capitano del Breganze con il numero 16 Andrea Scortegagna. Palla al Tiene. Quando siamo al 12° del secondo tempo, 12° minuto, è entrato anche Mandarini che dà la pallina in avanti, la recupera Dalprà, Dalprà si libera di un paio di giocatori da Mandarini, tiro molto alto, deviato però, deviazione, quindi palla in attacco al Tiene, Mandarini per Luotti, palleggia adesso il Tiene, palleggia a metà campo, vediamo se affonda, e Mandarini che va al tiro accompagnato, pericoloso, lo vede all'ultimo Battistini, riesce a stopparlo. Allora Luotti, a Luotti viene dato fallo dal signor Righetti, fallo su Costenaro. Adesso Grazian, dall'indietro ancora Cristian, tiro molto fuori porta. Deve ripartire dalla metà pista, Grazian, tiro di Grazian, sfiora l'asta, ripiglia palla a tagliapietra, tiro Paracomin, ancora una deviazione di Scortegagna, si butta al suolo Antonio Tagliapietra mentre riparte Dalprà si libera di due giocatori, al momento del tiro subisce un colpo e quindi il direttore di gara decreta il rigore per il Tiene. Ripartenza, come vediamo, a metà campo, libera prima di un giocatore, poi del secondo, alla fine cade, quindi signor Righetti chiama il rigore. È Andrea Poli che si occuperà dell'esecuzione. Si accendono intanto gli animi qui sulle tribune, non è stata ben recepita la decisione del tiro di Poli, esecuzione perfetta. Rete, palo interno e rete sul 7, nulla da dire. Quando siamo al 14° del secondo tempo si sblocca ancora il risultato, segna Poli il rigore preso da Dalprà, quindi sfrutta nel migliore dei modi l'occasione. Ancora in avanti il Tiene. Vediamo adesso la reazione del Breganze, affidata ad Antonio Tagliapietra, chiuso da due giocatori. Viene bloccato Dalprà, va al tiro Antonio Tagliapietra e Paracomin, palla esce. Ancora il Breganze in avanti e Tagliapietra deve dare all'indietro per Grazian che tocca per Volpe, attenzione, è dotato di un tiro eccezionale, non riesce lo scambio con Tagliapietra, si chiude bene la difesa del Tiene che riparte in questo momento fra Dalprà e Mandarini. Ancora i due funamboli, per così dire, giallo-blu, riescono in un fazzoletto a girarsi, a fare delle giravolte che sono
solo con il fallo i giocatori avversari riescono a fermarli. Allora ancora il Tiene adesso, in virtù del vantaggio molto più largo che si è allargato, un 4-1 a 9 minuti dalla fine, tenta di rifiatare facendo girare palle, andando a conclusione anche da lontano. Volpe per Scortegagna troppo all'indietro, Volpe non riesce a tirare, quindi palla entro i 5 secondi, palla in attacco del Tiene. Viene su i giocatori giallo-blu con Mandarini, scusate, perde palla, la recupera Poli, la dà a Luotti, ancora Poli, a Luotti, tiro di Luotti, para Batistin. Ottimo lo scambio fra i giocatori, questa volta dobbiamo dire che in questa partita non si sono mai intestarditi di andare a conclusione, anzi, Poli, Mandarini, Poli, rete di Poli, e effettivamente il passaggio al giocatore più libero, più ben posizionato, frutta ancora una volta la rete, questa volta 8 minuti e poco più al termine dell'incontro, quindi time out chiamato da Mr. Retis, che vuole richiamare i giocatori di non lasciarsi andare, perché è un 5-1, è vero che è un 5-1, però attenzione, non lasciarsi andare troppo a facili escandescenze per le reti, perché il Breganze non è una squadretta e mancano ancora parecchi minuti, quindi non si può dire niente, Sedicesimo del secondo tempo e ancora Poli che sigla, portando con 3 reti personali a 5 lo score per il Tiene. Bomba di Volpe da fermo, bomba di Volpe, ha visto uno squarcio, sono passati 2 secondi e Volpe segna sempre al 16esimo, rete di Volpe, ha visto uno squarcio, ha tirato una sassata, come si dice da queste parti. Questa volta Comin non è riuscito, fra il nugolo di persone che ha sfiorato, non ha potuto vedere la sfera venire avanti e quindi rete del Breganze che porta a 2 le reti, come abbiamo detto mancano ancora 8 minuti, quindi non dare per certo assodato il risultato. E infatti ancora Volpe, tiro, asta, Poli dà un passaggio a Luotti che però non è ben messo e non ce la fa, ancora Volpe chiuso da Dalfra in maniera impeccabile, lo aggancia nel pattino e quindi blu per Tommaso Volpe, impossibile per il signor arbitro non fischiare un fallo così evidente. Sappiamo che anche l'aggancio involontario viene penalizzato, ma questa volta è stato eclatante il fallo, anche se non vogliamo dire che sia stato volontario nel modo più assoluto. Sta di fatto che il signor Righetti, ben posizionato, non ha potuto che combinare il blu a Tommaso Volpe. Rigo, numero 9 dei giallo-blu, che si incaricherà dell'esecuzione.
17° minuto e 30 secondi di gioco. Muove palla, tiro, rete di Rigo, 17° e 34, rete di Rigo, riesce a muovere il portiere, farlo andare dove non può più arrivare. A quel punto fa partire la sfera che si insacca e porta a 6 le reti del Thiene. Costenaro adesso, Cristian viene in avanti, subito bloccato da Poli, ha giocato una partita veramente eccezionale, anche nella chiusura è riuscito a recuperare palle a tutto spiano. Riparte Thiene, Mandarini lancia su Rigo, Mandarini allora in avanti, ancora Dal Pra che dà a Mandarini, ritorna Dal Pra, Mandarini recupera palla, non ce la fa, Poli da su Rigo, troppo veloci i passaggi, ancora riesce a chiudere Barbieri, che però viene subito chiuso da 3 giocatori, fra i quali Poli, che gli va bene tutte, a parte questa, diciamo, questa sera veramente eccezionale anche nei contrasti di recupero, ha chiuso tutti gli spazi, riuscito non solo, anche a segnare. Adesso Mandarini, tiro accompagnato, fatto finta forse di passare a Rigo. Ancora Mandarini da Poli a Rigo, chiude Barbieri, palla ancora a Poli, non supera Cristian Costenaro, ma ancora palla a Poli e allora Mandarini tentano di entrare, un po' troppo volitiva l'azione. E allora respinge la difesa, recupero del Thiene, ancora Mandarini che serve Conzato, tiro di Conzato, si deve buttare Battistin perché altrimenti anche questa pallina era stata indirizzata nello specchio della porta, si è buttato di lato per bloccare il tiro Battistin con un pregevole tuffo che ha bloccato l'esecuzione di Conzato. Altro tiro, questa volta scusate ma non abbiamo capito, forse il tiro del giocatore è stato fermato da un pattino, non abbiamo ben visto, sta di fatto che il signor Righetti ha decretato il tiro di rigore che si incaricherà Barbieri al 19° del secondo tempo. E questa volta segna Barbieri, rete di Barbieri. Porta a 3 le reti del Breganze Barbieri, apre un spiraglio di speranza per la formazione ospite. Rientra intanto Ballardin, ma è Mandarini che recupera palla da Conzato, tocco per Rigo, la palla però viene bloccata dalla difesa, altro tiro di Barbieri, Paracomin. Molto pericoloso questo tiro, sia per la velocità, una bomba diciamo, sia per l'ottimo indirizzo verso la porta. Adesso Antonio Tagliapietra va a concludere quasi sulle spalle di Comin, che stendendosi al suolo riesce a fermare l'azione.
ancora Barbieri che viene in avanti, Grazian, tiro Barbieri, non riesce a girarsi, anzi commette fallo, protestano i tifosi del Breganze. Ancora il tiene con Rigo, tocco, Battistin para, dà a Barbieri, va al tiro, para Comin, la pallina su Antonio Tagliapietra che passa a Grazian non si intende con Tagliapietra, però mantiene il possesso della palla, va al tiro di Grazian, fuori, però la palla resta lì, il primo a arrivarci è Barbieri, tira addosso a Comin che ha una reazione, si rialza, adesso palla per Ballardin, anzi commette fallo, è già partito il Breganze con Tagliapietra dà all'indietro per Grazian, Barbieri, tiro, palo esterno, era ben piazzato Comin, nulla da fare, 3 minuti e 15 secondi al termine della partita e Ballardin fermato ancora da Costenaro che gli commina, non commette fallo, gli dà fallo contro per simulazione e anche lo richiama, viene richiamato e segna sul proprio libretto. Abbiamo chiamato un attimo il Moccio per asciugare il fondo della pista. Abbiamo l'occasione di rivedere il fallo, effettivamente mi sembra che il giocatore del Tiene non abbia fatto niente per commettere fallo, sta di fatto che, come abbiamo detto, non discutiamo le decisioni del direttore di gara. 3 minuti e 10 al termine della partita, risultato 6-3 per il Tiene. Barbieri arriva da Comin però senza riuscire a tirare, Tagliapietra recupera la palla, la scaglia indietro a Costenaro va a un tiro da lontano che non impensierisce perché di molto fuori dalla porta. Allora Conzato che serve Luotti tiene palla, Luotti tocca per Rigo scaglia su per Ballardin e Antonio Tagliapietra fa girare palla al Tiene. 2 minuti e mezzo al termine della partita, tiene palla Rigo, serve Luotti, ancora Luotti all'indietro per Conzato, Ballardin non ci pensa a tirare, vuole sfruttare tutto il possesso, sono infatti ancora in possesso sulla ribattuta di Battistini. In possesso il Tiene, corpo a corpo adesso fra Costenaro e Luotti, vediamo, è palla 2, time out, 1 minuto e 51 secondi al termine dell'incontro. Time out chiamato da Tiella.
Sicuramente il secondo tempo, anche per l'affaticamento della prima parte della partita, l'affaticamento si è sentito da entrambe le formazioni, è stato più un corpo a corpo, sebbene ci siano stati dal 14° al 17° per il Tiene 3 minuti di supremazia che hanno fruttato le 3 reti che ha portato a 6 il risultato della partita. Adesso vediamo le disposizioni di mister Tiella, cosa avrà detto ai propri giocatori. Vediamo, c'è stato anche qualche cambio, è rientrato Scortegagna, poi c'è Cristian Costenaro che si è fatto tutta la partita, Antonio Tagliapietra e Ettore Barbieri del Breganze e tutta la partita anche Battestin logicamente in porta. Palla a 2, il più lesto è Ballardin attaccato sia da Scortegagna che commette fallo. Attenzione, siamo a 9, ripartenza del Tiene, Rigo Luotti torna molto all'indietro. Allora è Scortegagna che va a conclusione, tiro alto, colpisce nel capo del capitano del Tiene. Vediamo un attimo, tiro un po' malandato di Scortegagna, molto alto, colpisce il capo, molto alto, sì. Quindi sicuramente non volontario, certamente cercava di imprimere forza. Sta di fatto che il capitano del Tiene deve uscire, sostituito da Poli. Vediamo la ripartenza, cosa decreta il signor Righetti. Palla al Tiene, Rigo muove palla per Ballardin viene su, Ballardin passa a Poli, tocco appena molto delicato, però non riesce a superare Battestin. Ancora Barbieri per Costenaro, ultime fasi di gioco, Costenaro che riesce a liberarsi, alza la pallina, arriva addosso a Comin che ribatte, ripartenza 2 contro 1 e sbaglia all'ultimo Poli. Anche questa volta Luotti gli aveva ritornato la pallina, colpita un po' troppo sotto, fiora l'asta e va a terminare sulla rete esterna del Battestin. Ripartenza di Antonio Tagliapietra si libera, va a tirare, para Comin, ripartenza del Tiene. Vediamo Poli troppo veloce per Ballardin, non riesce a controllare. 30 secondi al termine dell'incontro, fa girare palla il Tiene, messo sugli angoli. Ancora Rigo passa a Luotti gli ferma il tiro Barbieri, va Costenaro e poi dal Tagliapietra, la pallina rimane lì ferma, ancora lì dietro per Scortegagna che va a tirare, un tiraccio malandato, 3 secondi, 2, 1, termina l'incontro, gara numero 13,
sugli applausi degli spettatori di casa che applaudono i loro beniamini. Termina questo derby, come avevamo anticipato, 6-3 in favore del Hockey Tiene, soprattutto in virtù di un primo tempo molto bello, molto brillante, combattuto sul batti e ribatti da entrambe le formazioni che non si sono tirate indietro. Secondo tempo un po' calato, un attimino calato di tono, ma di fatto che si sono visti gol anche nel secondo tempo, risultato finale 6-3 per i giallo-blu. Vi ricordo l'appuntamento alla prossima partita qui sulla pista Ceccato il 27 di aprile, sempre sabato alle 20:45. Un cordiale buonasera sugli applausi del pubblico e le strette di mano fra i giocatori in pista. Un arrivederci, una buona serata e un'ottima domenica a tutti quanti voi. Grazie dell'ascolto e a risentirci.